Voglio buonasera a tutti. Come sapete ci siamo lasciati con l'ultimo video, ossia la terza giornata del campionato, con una grandissima vittoria in cui ho fatto anche il mio secondo gol in questo torneo Icon Cup. Però non sapevamo effettivamente la nostra posizione in classifica, perché la squadra che si contendeva con noi il primato stava facendo bene, differenza reti stavano loro avanti addirittura. Adesso so tutto, conosco il loro risultato, la squadra non lo sa ancora, però purtroppo oggi non è andata come speravamo. Allora ragazzi, buonasera. Ormai siamo in un momento in cui le settimane sono tutte quante molto intense e importanti. Purtroppo io sono un po' amareggiato perché onestamente abbiamo fatto una discreta partita all'Icon Cup in settimana. Buona, pensavo che raccoglievamo dei frutti importanti e invece come al solito veniamo sempre meno, perché insomma paghiamo a caro prezzo il pareggio che abbiamo fatto nella partita precedente del girone. E praticamente la squadra che abbiamo affrontato, che era la seconda partita, quella con la quale abbiamo pareggiato, è andata in goleata e quindi praticamente dobbiamo andare a giocare noi il turno preliminare nei playoff. Quando arriva il momento ci sta sempre qualcosa che non va. E a me dispiace molto perché ci mettiamo sempre tutto l'impegno, tutto, però non basta evidentemente ragazzi, evidentemente non basta, quindi vi invito veramente a fare qualcosa in più, cominciare pure da stasera, insomma a spingere un poco, perché adesso sono tutti appuntamenti fondamentali, siamo alla fine dell'anno, aspettano tutta una serie di appuntamenti molto importanti, appunto che non mi confondo pure, che ma fai quarti finale, ma all'Icon Cup, sì. i quarti finale dell'Icon Cup. Ci siamo in giù da due partite. Chi là di là, differenza reti. Pure chi là di là. Ho saputo stasera, a me sono un po' deluso diciamo da questa cosa, vi dico la verità. Però vabbè, ci arriviamo per forza. Tra l'altro sabato teniamo un altro appuntamento importante e sono successe un po' di cose pure nella partita che abbiamo fatto in settimana. Tra l'altro adesso diciamo dobbiamo prendere delle decisioni che riguardano un po' tutta una serie di aspetti anche diciamo comportamentali e caratteriali, che comunque voglio dire non sono proprio esaltanti, e questo torniamo a quello che vi dicevo qualche tempo fa. E vediamo un attimo, anche perché a cominciare da sabato a Reggio Calabria e poi tutto il percorso che dobbiamo fare rappresentano comunque dei momenti veramente belli, intensi, importanti, divertenti, stimolanti dal punto di vista sportivo. Onestamente io, lo staff, con Salvatore, con lo stratega, con lo chef che in questo momento non ci stanno, ne abbiamo parlato, vogliamo dare un premio a chi ci dà quel qualcosa in più e non quel qualcosa in meno, perché onestamente stiamo vedendo delle cose che non tanto ci piacciono. Bene? Possiamo cominciare? Cominciamo. Io sto mettendo sangue. Questo è lo scotto da pagare per chi non si è qualificato prima. 6 allunghi di 50 metri. Non li auguro a nessuno. Mamma mia. E mamma fa ancora partito. Tanto che ne pensi di questi 6 allunghi? Tutto questo perché? Perché già mi qualificato. Cioè quello che ci siamo fermati, non abbiamo fatto in partita, ce l'ha fatto fare tutto qua. Ma ci siamo, li fermiamo sti palloni, Antoia, per piacere. Ragazzi, facciamola seriamente sta partitella, con piacere. Abbiamo parlato più volte, vediamo di affrontarla seriamente, vediamo di cambiare atteggiamento, soprattutto quando facciamo le partite di allenamento, e poi dopo prima che le combiniamo in mezzo campo. Forza, schieriamoci. La notte delle grandi stelle, la notte dove veramente si fa la differenza, la partitella d'allenamento del Napoli Creators. Da una parte la squadra di Super Allan, dall'altra parte la squadra di Ermocio. Chi avrà la gloria settimanale di aver vinto la partita dell'allenamento? Una buonasera dal finto Gabriele Dattoli. Oggi Napoli Creators casaccato contro Napoli Creators non casaccato, per vedere chi sarà il re della settimana. Partita che parte subito con Patrizio Galasso. Napoli Creators che si allena duramente in vista di un playoff che nessuno voleva fare. Enzo Costa, no look, verso Galasso, si gira Le Oliva, Galasso col numero verso Michele Pizzaloca, dentro Rapolla, chiude Super Allan e poi Rapolla ancora, palo clamoroso, poi Galasso col tacco, la palla esce. Qui ce la siamo cavata, Galasso, grandissima prestazione. In effetti qui mette un grande cross per una rovesciata incredibile di Patrizio, non venuta al meglio. Prima o poi la farà, ve lo posso assicurare. Prima o poi ci può riuscire e noi ci crediamo. Attenzione al numero 2, Antò, che dà la palla lì verso Ale Oliva, la sposta e gira verso Le Bombier, il bomber barbiere. Dall'altra parte, non so cosa ha visto Sasi Oliva. Appoggiati. Non la passa. Appoggiati, Sasi. Poi sì, verso Super Allan. Tiene palla, poi sbaglia, Rapolla gliela toglie e va da Patrizio. E qui ragazzi chiedo scusa a tutti quanti, potevo tornare indietro e invece no. Attenzione, la palla dentro! Non ci arriva Galasso. Palla magnifica d'Ermocio, Galasso in netto ritardo. Meno male perché poi sul mio errore tra l'altro. Che qui rilancio, occhio. E attenzione perché è una palla ottima, ma
Patrizio chiude le Bombier. E poi Ale Oliva ancora. La palla dentro verso Mirko. Chiusura perfetta Bravo, del Ianna. nutrizionista. Grandissimo Ale Iannace. E la palla poi di Enzo Costa che va avanti. Va da Galasso, la sposta e prova il sinistro! Golasso di Harry Potter Galasso! Ma come l'ha spostata? Mamma mia, guardate lì il sinistro perfetto, chirurgico all'angolino di Harry Potter Galasso. Si riparte dall'1-0 per la squadra non casaccata. Qui di Dona, palla dentro. Attenzione a Salvatore Lanza, le Bombier, apre per Mirko. Stop! Va! Da Stasi! Centrale, non pericoloso per Prisco, il secondo portiere del Napoli. Bella azione però questa qua, costruita bene e conclusa abbastanza bene. Attenzione Ale! Mamma mia, l'avevo vista all'incrocio. Signori, qui io magari potevo fare meglio perché il solito mio tiro al volo. Una cosa tutta da scoprire, tutta da vedere. Qui intanto gira palla la squadra casaccata di Dona. Ancora lui che scambia col Barbiere, poi Ale Oliva. Cosa fa? Filtrante dentro, Antò, Sasi! La tocca male, ma c'è ancora Ale! Mamma mia che azione qui del Napoli Creators casaccato, bellissima la conclusione, ma anche bella l'azione. Attenzione però, attenzione alla ripartenza con Ermocio di Dona, che chiusura! Ha un secchio della spazzatura al posto del cuore di Dona. E qui mai fallo per me. Semplicemente Ermocio che tira la casacca, ci sta, non è fallo comunque. Casacca non vale, dunque le Bombier dentro. Ancora Mirko! La puntazza che mette in difficoltà Prisco. E poi attenzione Antonio, ancora per Salvatore Lanza, chiuso da Patrizio. E qui molto bene Ale che fa ripartire Galasso. Attenzione a Stasio Oliva, il numero 3. Sposta e va, parte. Serve Antò che va dietro da Alessandro Magno d'Oliva verso Mirko, ci può riprovare, forse farlo questa volta! Chiuso da Rapolla, non è finita ancora. Super Allan perde ancora il pallone, non è cosa sua, forse è meglio andare a fare il procuratore. Attenzione alla ripartenza però con Ermocio! È sempre lui che va a esultare sotto i tifosi! Che gol di Ermocio! Bellissima, mi dispiace perché in questa situazione potevo fare di più, volevo scartare Patrizio, non l'ultimo degli arrivati. E riparte la squadra avversaria che fa gol con Ermocio, bel gol tra l'altro sul primo palo. Attenzione, Michele Pizzaloca verso Patrizio che non scarica, tiene palla e va da Galasso. Dentro, bella per Ermocio, scarica verso Enzo Costa d'esterno, gran parata. Attenzione, batti e ribatti, palla dentro, Ale chiuso dall'altro Ale. Poi Michele Pizzaloca tiene palla, velo di Ermocio, che giocata. Enzo Costa aspetta da Salvatore che forse non aveva capito il contesto con questo pantalone. Attenzione a Galasso, 1-2 con Ermocio, Galasso rabbona per pochissimo, non è finita. Chiude bene la squadra casaccata. E qui azione un po' confusionaria. Infatti sì, non è finita, attenzione a Galasso! Dove l'ha messa? Harry Galasso Potter! Chi non apprezza il sinistro di Galasso ha problemi di cuore. Nel senso che proprio con i sentimenti non ce la fa. Ripartenza, anzi no, si riparte, altro che ripartenza. Con Ale Iannace. Palla per Enzo Costa che può provarci, chiusura clamorosa di Didona, ma è solo la squadra non casaccata ad attaccare, sempre con il solito Galasso. Palla dentro, chiusura di Super Allan. E poi Salvatore Lanza chiuso ancora da Galasso, punta, sterza, destro, paratone. Attenzione a Salvatore Lanza, non sa cosa fare, ragiona. La scelta migliore è servire sempre il solito Alessandro Magno, numero su Patrizio, palla dentro, Didona! Accorcia le distanze. Ma che azione qui del numero 6 Alessandro Magno d'Oliva che la mette poi sul secondo palo e Didona la deve soltanto spingere in rete. Attenzione alla squadra casaccata. Ale Iannace da Enzo Costa che lentamente gira il pallone, numero di Ale Iannace alla De Bruyne, Galasso! Fermatelo per favore. Signori, allora Galasso
potrebbe sicuramente essere il gemello di Dybala. Tranquillamente, il Mamma mancino è mia. quello. Tra Dybala e Franco Brienza, un mix. Mamma mia signori. Fine primo tempo, io 4-1. Galasso, come fai a pigliare utili Galasso? Si riparte secondo tempo, primo tempo finito, punteggio di 4-1 e attenzione qui a Enzo Costa che non si vuole fermare, ma Giovanni, Super Allan, chiusura magistrale, poi Patrizio, attenzione, non ferma Salvatore Lanza, Mirko, appoggia dietro da Sasi. Mission abort. Repeat. Mission abort. Explore, this is Kowalski confirming visual contact with debris. Patrizio, giro di palla, attacco di Enzo Costa verso la Iannace, la può mettere dentro contro Antò, la mette, Ermocio cosa ha fatto? Vicinissima a una super doppietta, poi c'è Galasso ancora, l'infermabile che lo ferma, Super Allan e poi Michele! Attenzione signori, ho fermato Galasso, lo posso dire. Sì, grandissima chiusura, poi Mirko dall'altra parte, Patrizio lo ferma, Mirko ancora, combatte come si deve fare qui in questi campi, sudare a maglia, Mirko non tira, perché non ha tirato Michele? La palla rimane lì. Stava quasi per segnare le bombie Le bombie. di petto. Sì, attenzione a Didonà. Alza Mirko, poi le bombie. Mamma mia, se l'è divorato questo. Patrizio, palla per Enzo Costa. Galasso, sempre lui. Ci prova, traversa, tanto per cambiare. È una partita che come al solito si abbassano i ritmi subito, immediatamente, a un certo punto prendiamo e molliamo. È quello che facciamo pure quando andiamo a fare i tornei. E dopo le considerazioni del mister si riparte a questo calcio d'angolo con Enzo Costa che apre verso Michele Rapolla, può provarci, sinistro, Prisco e poi Ermocio. Per pochissimo alla Lukaku. Attenzione, Sasi perde palla, Ale Iannace, Ale! Murato, si parte dal portiere. Che va da Galasso. Galasso, punta l'uomo, sterza, va da Enzo Costa, no look, di nuovo per Galasso, anzi no, per Michele Pizzaloca, Galasso, la tiene lì, sinistro! Ed è sempre il solito gol, questa volta esulta Galasso. Possiamo dire MVP indiscusso di questa amichevole in famiglia? Assolutamente sì, dopo le bombie, che per me è sempre l'MVP in tutto, anche Galasso. Va a calciare. Attenzione a Didonà, non ci prova, supera Patrizio, poi va dentro, chiuso, è parata del portiere, rilancio lunghissimo, stop, così e così di Galasso, che poi può provarci. Assurdo, assurdo veramente. Cioè non ne sbaglia uno, non sbaglia un tiro. Puoi avere anche Ter Stegen se non mi importa. In questo caso non c'era Ter Stegen che fa il primo al Barcellona, ma Prisco che fa il secondo al Napoli Creators. E attenzione a Didonà, scatto di Didonà. Va da Super Allan verso Magno d'Oliva che non tira, poi sì! Il solito gol che non può mai mancare di Magno d'Oliva. Possiamo considerarlo assist di Super Allan questo? No. Antò, chiusura di Patrizio su Sasi. Numero su Antò, palla dentro per Galasso. Didona a chiudere, a superare Michele Pizzaloca. Ancora Didona, palla per Mirko. Sterzata di Mirko che fa tira, sì! Alta. Enzo Costa per Ermocio contro Didona, lascia a Michele Pizzaloca, forse non doveva fare le pizze nella vita, ma fare questi gol con questo mancino educatissimo. Credo che questo tiro sia stato con il lattosio perché mi è rimasto abbastanza sullo stomaco. Bellissimo gol, però contro di noi, come al solito. E vediamo un po' adesso cosa si inventa la squadra casacata per recuperare nel punteggio. Non fermare Galasso sicuramente non è una delle soluzioni. Palla dentro, Ermocio se l'è divorato ancora una volta. Il gol della doppietta. E ancora Galasso a inventare per Ermocio. Numero su Didonà. Mamma mia, la parata di Prisco. Ancora lì. ci potevo arrivare. Ci Qui potevi arrivare come? veramente per un soffio non ci sono arrivato su quel pallone. Ma si continua, attenzione alle Bombier. Palla perfetta per Didonà. Mamma mia signori, ma che visione ha Le Bombier che qui stava per cadere. Attenzione Enzo Costa. Prova alta come Mirko. E Cacciretta Naguagli. Dai ragazzi, facciamo questi 5 minuti decenti, per piacere. Dai, forza. Rapolla, Enzo Costa. Ancora gira la palla da Patrizio. Ancora per Enzo Costa, 1-2 chiuso. Enzo Costa, altro no look per Rapolla, palla dentro, non ci arriva nessuno. Dall'altra parte il solito Galasso a recuperare palla, palla per Ermocio, tacco dove non c'è nessuno. Giocate che vanno rischiate. E poi qui esce il portiere di testa,
Patrizio non controlla bene, ma la tiene questa palla. La tiene e va da Michele Pizzaloca che può provarci. Lo fa o no? Sterza, destro, alto. Buonasera, voglio che frittati nulli. Ale Oliva, Magno può provarci, lo prova! Solido tiro centrale, meno male almeno questa volta non ha disperso il pallone questo ragazzo. Attenzione a Galasso, Galasso, Sterza, può provarci ancora. Mamma mia ragazzi, che botta di Galasso e poi ancora non la passa. Poi sia Ermocio che prova di nuovo lo stesso tacco, il cugino a rompergli le palle. Galasso ancora, Galasso palo! Mamma mia, un cecchino comunque quasi, perché in questa occasione fortunatamente ha pigliato palo. Ma niente, dai, dai, dai. Ancora Rapolla che non ci prova, va indietro, scarica il pallone verso Enzo Costa che dentro per Ermocio, Ermocio! E gran parata di Prisco qui. Cercava lo scavetto. Calcio d'angolo, ancora Ermocio per Rapolla che può provare col destro! Paratone di Prisco. Ma bellissima conclusione al giro di Rapolla. Col destro che non è il suo piede, attenzione qui a Super Allan, palla dentro! Mirko aveva fatto il movimento opposto. Poi Antò. Palla per Ale Oliva verso le Bombier che calcia! Parata! Clamorosa sulle Bombier. Speravo in un suo gol. E attenzione ancora le Bombier, palla sbagliatissima di Mirko. Contropiede, Rapolla verso Galasso, Galasso ancora, Rapolla mette a sedere Prisco! Il gol lo meritava Michele Rapolla per la prestazione. Che personalità ragazzi qui di Michele Rampolla, clamoroso, cioè ha messo a sedere Antonio Prisco, il quinto portiere del Napoli Creators. Ha perso pure una partitella. Ah boh, ma quando in Achille contro ogni tiro che fa. Vai giù, non sapete qua. Ieri per i playoff possiamo portare Galasso? Playoff Galasso, forza. Ah, Oliva out per me. Quali playoff? Oliva dov'è? E playoff lo tornei Icon Cup. L'Icon. Icon Cup. Ci hanno qualificato, come ho fatto Giovanni? Una meritocrazia, il fuori quota oggi è Galasso, non è Oliva. Sì. Confermo? A oggi. Grazie. Ragazzi, comunque vi devo svelare una cosa, Era tutto uno scherzo, siamo in semifinale, signori. Diretti, primo posto nel girone. Quindi abbiamo buttato il sangue per nulla stasera. Sembra importante buttare il sangue. Sì, grazie mister, ci ha fatto fare 60 metri stasera. Quindi ragazzi, attivate la campanellina perché l'11 maggio troverete sul canale la semifinale, sperando di poter brindare A un incontro. Esatto, finale. Ciao.